Mistaman ai microfoni di WH, che noi ancora Certo. non sappiamo la cosa più importante che c'è da sapere su Mistaman. E sui rapper in generale, ovvero qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito è purtroppo la pizza, scusate la banalità. Ma perché purtroppo? Ah, per la banalità. Sì, dici? per la banalità, perché uno da me si aspetterebbe, non so, Sì. un sushi fuso con il... Però la non pizza so. vince. Sì, la pizza alla fine... pizza vince. Beh, ma Marghe- sushi oppure anche qualche piatto veneto, non so. Ma c'è da dire, qualcosa- aspetta, c'è da dire una cosa, una curiosità che in realtà Eh. alcuni lo sanno, alcuni no, io sono vegetariano. Ah, ok. Quindi ho un range limitato di piatti, ok. ma neanche Neanche troppo. tanto, infatti. Cioè, Sì. la varietà rimane, ma pizza, Che margherita pizza, o c'hai... Come Allora, minimo. se devo proprio essere specifico, Vai. io direi una pizza alla parmigiana. Ecco. Ci inventiamo una pizza Mistaman. Scusami, Sì, no, beh, fatti una pizza al volo, metti degli la ingredienti parmigiana. pazzi e strani. Voglio la pizza Mistaman. Allora, metterei un 33% flow. Yo! 33 Grande. No, in realtà sì, su 101 barre appunto c'è questa roba delle percentuali della ricetta. Tra l'altro in internet è girata un'immagine con la parodi fatta da Swaghetto, Ecco, vedi. Bellissimo. Possiamo che riprende la ricetta. Possiamo propsare Swaghetto ogni volta che... Cioè ogni volta appunto, cosa che già noi Certo. facciamo e ci Ma io teniamo direi di tantissimo. sì, direi Tu sei un Grandissimi. super fan, no, di Swaghetto. Ogni tanto sulla tua fanpage vedo rilanci. Ma diciamo che super io volentieri. retweet molto volentieri perché diciamo che non mi piace molto prendermi sul serio, penso che sia... Cioè poi una roba figa di internet è proprio questa, che c'è Esatto. il dileggio. Che esiste Swaghetto. Fantastico, ci sta, Ci sta. grande. No, invece tornando a te e alle domande WH, se non avessi fatto il rapper, da piccolo come ti vedevi? Beh, il classico sogno di fare l'astronauta, ovviamente. Ah sì. Scusate, anche qui la banalità. Beh, non è tanto banale. Il banale calciatore. Scopriamo eccolo che eri qua. un classic kid in realtà. Hai capito? Sì. No, in realtà io i miei sogni da piccolo un po' li ho realizzati perché appunto oltre a fare il rap faccio video, grafica, quindi altre cose che comunque mi nutrono il cervello e me lo tengono... Brain food. Esatto, me lo tengono bello sveglio e quindi i miei piani B sono già dei piani A, i miei piani A sono dei piani B. Queste sono belle fortune. Wow. E quando non lavori, che passioni? Non so, lettura, cinema, sport. Cricket. Cricket. C'è gente che si è appassionata al Freccette. cricket. Allora le Birra. Di la verità. Allora, vabbè, la passione per la fantascienza si sa. Mhm. E quindi e traspare anche nei testi, quindi mi piacciono un sacco i libri appunto di fantascienza sia classica che moderna e poi mi piacciono i saggi di fisica teorica, queste cose qua. Ah, Porca. eccola lì. Dopo ci ritorniamo su questa cosa. Esatto, e da qui anche il titolo del disco. E poi vabbè, passioni segrete, i Lego, Oh, Wow. questa è una bomba. Bellissimo. che è una roba da super geek. Ma Lego, Però ci accomuna abbastanza. Anche Noi perché generazioni 80-90, fine secondo me è 80 inizio generazionale. 90. Ma cioè, tipo Technics, che è più complicato, o Lego Basics, sai quello? Allora io da O piccolo il duplo, quello proprio con i pezzoni da 1 chilo. da piccolo avevo i Lego milionari. normali, non avevo Sì, i Technics. sì. E quindi, però la cosa figa è che siccome sapevo perfettamente a memoria i pezzi che avevo a disposizione, no? Questa roba qua è un parallelo totale con il rap, perché comunque le parole che hai a disposizione sono quelle. Esatto. sono limitate all'argomento, al topic del pezzo. E quindi c'è un bel parallelo con i Lego. E quindi scopriamo così che Mistaman ha imparato a fare il rap grazie ai Lego. Vedi? Grazie ai Ha Lego, allenato la mente. ma anche grazie al mio ego. Oh, Grande, una città del cuore? Beh, Treviso, Treviso perché insomma è la città in cui ho vissuto fino a poco fa. E quindi se eravamo a Treviso probabilmente ne avrei detto un'altra, ma visto che ci sono lontano da un po'. Allora, da gente lontana rispetto a Treviso, possiamo chiederti cosa non bisogna perdersi di Treviso, a livello magari di atmosfere o anche proprio di posti fisici? Allora, io sono fiero di venire da lì perché è una città che all'origine, cioè quando l'hip hop era ancora in fase embrionale, era una città stranamente viva, cioè era lontana dai centri principali, quindi Bologna, Milano, Roma, però Ma aveva una sua identità. aveva una sua identità forte. e c'erano tra i primi writer in Italia, erano a Treviso e c'è stato un
una bella tradizione, sia per il writing, sia per il breaking e poi per il rap, insomma. Quindi sono fiero di quella città. Il bello di venire dalla provincia in generale, non specificamente da Treviso, ma in generale dalla provincia, è appunto la ricerca della propria identità e del proprio bisogno di dire le cose nel proprio modo personale. Noi abbiamo creato una scuola nostra, comunque Sciocca ha fatto scuola sui beats, io a modo mio ho fatto scuola sulle rime e nessuno, cioè il nostro stile non era paragonabile a quello di nessun altro. Fossimo stati più vicini a un centro nevralgico dell'hip hop, forse avreste sicuramente preso, avremmo assorbito di più, certo. Ho subito qualche influenza. Invece così siete rimasti molto voi. Quanto di Treviso si sente oggi nella tua musica? Io credo che si senta diciamo che ecco, rispetto a Milano, rispetto alle metropoli, c'è un po' c'è più come dire, l'idolo del successo, del denaro, di tutte queste cose qui. Invece forse nella nostra musica, come anche in quella degli altri della mia crew, che comunque veniamo tutti da realtà di provincia, c'è un po' questa coscienza di sé e questa ricerca di se stessi, che forse invece nella metropoli è meno marcata questa cosa. Nella metropoli c'è il bisogno di emergere, mentre in provincia c'è la propria identità è fondamentale, insomma. Certo. Invece c'è una rima nel disco che dico: in provincia ci si veste per apparire, in città si eccede sempre per non scomparire. Ed è un po' così. Un po'. Ecco, invece l'hip hop quando e come arriva a te? Attraverso chi? Quali sono stati magari i tuoi primi ascolti? O magari, non so, sei partito dal writing piuttosto che... Ecco, una cosa figa di quando abbiamo cominciato noi era che era tutto connesso. C'era questa fantomatica cultura hip hop, i 4 elementi, i graffiti, la breakdance, che adesso sembra quasi che sia una cosa che non esiste più ormai. Come quando i nonni ti raccontavano: io ho fatto la guerra, io facevo il bagno nel fiume. Esatto, sì, o nel naviglio qua a casa. Facevo il bagno nel naviglio. Giuro ci sentiva un po' nonni in questo ed momento. era la verità, però, perché io i primi contatti li ho avuti con dei breakers e dei writers. Scusa, ti sta cadendo la dentiera mentre lo dici? No, scherzo. Quindi parti da no, altre arti. Scherzi a parte, c'è una roba che comunque è ancora viva. No, certo, ed è molto importante in realtà ricordare, perché al giorno d'oggi il rap in Italia ha raggiunto degli ottimi livelli, dei livelli che ci auguravamo tutti di raggiungesse, però ecco, ogni tanto vengono un po' dimenticate anche le altre discipline, o lasciate da parte, oppure non arrivano al mainstream, così come invece ci arriva il rap, quindi assolutamente tu, di fatto, importante ricordarlo. parti da altre arti rispetto No, io al rap. diciamo che la mia vocazione ce l'ho avuta con il rap, però è stato normale aggregarmi con persone che facevano altre cose. Quali erano i tuoi primi ascolti a livello rap? Allora, sicuramente Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy, De La Soul. Ok, sei partito da quella roba là, e oggi invece che cosa ti gasa di più? Schoolboy Q, Kendrick Lamar, insomma, quella nuovissima scuola americana che sta veramente spaccando tutto in questo periodo, quindi. Assolutamente sì. Poi mi è piaciuto molto Chance the Rapper. Cioè, diciamo che in generale chi eleva tecnicamente l'asticella io lo rispetto e mi prende bene. Chiaro. Dicevi che hai appunto ampliato nel corso degli anni i tuoi ascolti, e questo è sicuramente lo si sente in un disco come M-Theory, che ho qui tra le mie mani, di cui in realtà è il motivo per cui sei qui, quindi arriviamo a parlare. È la scusa. Il pretesto per chiederti il piatto preferito, in realtà ci voleva un disco, è arrivato M-Theory, che tra l'altro ha debuttato 18esimo nella classifica FIMI, no? Quindi belle soddisfazioni. Quindi abbiamo detto prima, su YouTube troverete il filmato del pre-18esimo. Esatto, bravo, dove sei tutto scosciato su un binario. Di Consuelo. Ah, di Consuelo. Come? Non sapevo che anche tu avessi debuttato 18esima in classifica. Ma cavolo, non erano questi gli accordi, non lo dovevi dire così. La cellulite doveva essere la tua. Guardate che io adesso andrò a casa e stasera la passo su YouTube. Cara, voglia di celluliti. Allora, no, dicevamo un disco
che assorbe in qualche modo Esatto. tutte queste la varietà di quello che è diventato il tuo bagaglio di ascolti, e si riflette innanzitutto per quanto riguarda le sonorità, un disco molto vario dal punto di vista sonoro, trovi dai beat più classici alle sonorità più calde, Jamaican, a cose invece più sperimentali. Ecco, tu ti destreggi chiaramente benissimo su tutte queste diversi tipi di sonorità, ma qual è quella che senti più tua? Ma devo dirti la verità, vabbè, il mio imprinting del mio flow, della mia attitudine ce l'ho avuta con il rap anni 90, quindi chiaramente lì mi sento a casa. Tutto il resto è una cosa che non solo voglio fare, ma mi prende benissimo fare. E ti piace giocare anche un po', no? Metterti Sì. alla prova su sonorità diverse. Cioè, così come mi prende bene sentire un americano che fa una roba nuova, per me il primo step è proprio provare a farlo anch'io. Cioè, Chiaro. E la cosa figa è che, come giustamente dicevi, si sente ancora si sente un bel impasto tra la roba nuova con un lievito proprio anni 90, la base che suona con un certo buncia piuttosto che, e quindi è veramente un risultato, direi, unico. Sì, a volte il bagaglio che ti porti dietro a volte è un peso, perché effettivamente chi ti ascolta, chi si è preso bene con la tua roba, si fa un'immagine mentale di te, di quello che poi rivuole di disco in disco. Che poi rivuole. Io di questa roba sono assolutamente fiero e ci tengo a darla sempre. È una cosa che è mia e che comunque non potrò mai fare a meno di fare, però è fondamentale per non restare fermi ma per essere poi motivato io, e poi perché è una roba che mi prende bene, dare anche altro. Allora, la copertina del disco mi spaventa perché sì, mi porta a intanto scuola. Intanto il titolo M-Theory. Sì. Parlavamo prima, insomma, tu ci hai detto di queste tue letture sulla fisica, Ecco, eccetera, e da infatti, cui hai derivato il titolo. Raccontaci un po' questa storia. E anche storia. la copertina c'è una lavagna con tutte queste Sì. teorie, se vogliamo. Allora, M-Theory in fisica teorica sarebbe una teoria del tutto, che ve la faccio breve. Aspetta che prendo appunti, perché sennò No, poi no, io non ci provo neanche. No, poi in realtà tu, scusa, hai fatto lo scientifico, tipo. Sì, poi mi sono fermato lì. Ok. Però insomma, intanto hai avuto queste cose qui, queste nozioni che io non ho. Cosa mi sto distraendo? Esatto, andiamo al sodo. Vai. Allora, l'M-Theory è una teoria che praticamente è creata da uno scienziato che si chiama Witten, che praticamente in un momento in cui c'erano varie teorie delle stringhe, che sono... Vabbè, non dilunghiamoci, facciamola breve. Varie teorie delle stringhe, tutte vere. Le stringhe? Roba delle scarpe. No, scherzo. Roba di sneakers. Vai. Tutte erano vere e tutte sembravano funzionare. Sì. Solo che se erano tutte vere veniva il dubbio, ma allora se sono tutte vere non è vera nessuna. È arrivato lui e le ha messe insieme in modo assolutamente armonico e le ha rese tutte legittime in un'unica teoria. Stessa cosa è per me. Tu nel disco. Cioè ho messo assieme tante cose, tante mie essenze, tante mie entità, e le ho rese coerenti tra di loro. E infatti al centro della copertina di queste teorie ci sei tu, in qualche modo. Il tuo ego, di cui parlavamo prima. Il Lego che lega l'ego all'ego. Quanto questo disco riflette ciò che sei adesso e quanto ciò che sei stato, oppure ciò che vuoi diventare? Dunque, diciamo che io ho sempre fatto musica in modo super naturale, non c'è mai stata grande costruzione. Forse qui, cioè, per dire, anche il concept si è creato man mano. La mia era proprio una volontà di dare spazio a tanti lati di me, e poi mi sono reso conto che effettivamente un fil rouge di tutte le canzoni, ma anche di canzoni mie del passato, è appunto questa cosa di Mista non è un artista ma è uno scienziato. Cioè un approccio tecnico, talmente tecnico che diventa scienza, no? Quindi mi piaceva racchiudere la mia essenza in questo concetto e rappresentarla con la copertina, e anche nel booklet, se vi prendete il CD originale, dentro troverete i testi sottolineati come se fossero gli appunti di uno scienziato pazzo. Quindi prendetevi il CD originale perché merita davvero. Ci sono proprio cose di lavagna, cancellatura e appunti proprio. Visto che parliamo della copertina, vorrei citare Mechna, che è il Deus Ex Machina. E senti, scusami, invece ci potresti leggere il titolo della traccia 9? Allora, x al quadrato più y al quadrato meno 1, tutto elevato al cubo, meno x al quadrato per y al cubo uguale a 0. Che cos'è? Scusa, come si chiama quella roba lì? Espressione, no? È un'espressione che... Guarda, l'ha fatto corrucciando il sopracciglio come bambina, questa sto roba facendo, è facilissima. Sto facendo persone, in realtà andavo malissimo in matematica, ve lo dico.
Allora, ci questa crediamo. è un'espressione che appunto rappresentata sul piano cartesiano rappresenta un cuore. E quindi No, vabbè. quindi anche nel booklet si vede questa Sì, cosa, sì, se c'è un guardi. bel cuore col piano cartesiano sotto. eccolo Ecco, qua. e quindi qua questo è un pezzo d'amore visto in chiave matematica e Non è fisica. neanche l'unico pezzo d'amore nel disco. Sì. A ognuno hai dato una chiave di lettura diversa. Cioè, tipo, c'è l'amore amore, c'è l'amore un po' più visto dal lato sessuale. Diciamo che ci sono più pezzi sulle ragazze in questo disco Ecco, rispetto agli vai, altri. parlaci un po' di come hai sviluppato il Allora, tema beh, dell'amore, del rapporto tra uomo e donna. sì, in questo disco ce ne sono più di una di canzoni effettivamente. Di solito negli altri ce n'è sempre stata almeno una, qui ce ne sono 4. Cosa ti è successo? Sai com'è? Allora, beh, c'è L'amore ai tempi del New Era che parla del rapporto uomo-donna nell'era digitale. Mhm. È un pezzo abbastanza ironico, quindi lo vedo anche qui non necessariamente in prima persona, è un po' un punto di vista appunto, su questo tipo di rapporti e su quanto possono essere superficiali e anche comunque ci sono un sacco di rime ironiche, divertenti, cioè insomma è un pezzo abbastanza funny. Mhm. Poi c'è questo appunto x al quadrato bla bla bla, che è un pezzo in realtà più intimo e più vero e più personale, in cui appunto metto in luce un mio rapporto intimo con una ragazza e appunto in chiave matematica e interrogandomi anche su eventuali crisi, insomma è anche più profondo di quello che sembra. Poi c'è No, beh, come può non sembrare profondo un pezzo su cui hai Perché fatto il- anche un piano non se- cartesiano? perché il piano cartesiano ha 2 dimensioni. Per la profondità serve vabbè. anche la Z. Poi ce ne sono 2, una di fila all'altra, una che è con tutte le ragazze, che è un pezzo che è una trollata assurda in Ma realtà. dai. Perché No, praticamente, non guardare me, io mi sono appena sposato. non mi- Non puoi trovare conforto negli occhi praticamente è un pezzo che parte in modo fintamente romantico, ma tutto il pezzo è costruito come se fosse una sitcom. Mm. Si sentono le risate, le reazioni del pubblico. E questo quindi parte in modo super romantico e poi degenera nel maschilismo più becero, Mm. ma è una provocazione vera e propria perché mette in luce da un lato il maschilismo a volte immotivato che c'è nei testi hip hop, Sì. anche dei miei colleghi, e poi anche quel perbenismo un po' fuori luogo che viene applicato ai testi rap, perché spesso le cose che diciamo sono surreali, non sono necessariamente biografiche e non vanno prese alla lettera. Quindi qui metto un po' il dito nella piaga e faccio di proposito delle rime veramente maschiliste. Mhm. E poi alla fine concludo il pezzo dicendo ogni frase che ti ho detto è falsa, compresa questa. Quindi crea un paradosso logico. Esatto, totale. Un paradosso logico che manda in sbatti lascia il dubbio, dice ma allora mi devo indignare o è tutto finto? Ma no, ma allora Esatto. se hai detto che è tutto finto, cioè, capito? E ti esplode la testa, questo è un po' lo scopo. E poi c'è appunto, si collega invece con Se parlassi con te, che è un pezzo vero, un pezzo che parla di me e parla comunque del bisogno di amare che tutti hanno e quindi è un po' il pezzo tenerone. Quindi abbiamo Che bello. fatto Adesso prima che parta la l'escursus. sigla di Stranamore, Quanto lavoro c'è dietro al disco? Quanto tempo? Quanto... Tantissimo. cioè che comunque già solo per Sì. trovare la formula della traccia numero 9, secondo me mesi. No, diciamo che mi sento, cioè non voglio mai sottovalutare chi mi ascolta. Cioè mi aspetto sempre di avere degli ascoltatori attenti. Magari a volte esagero in questo, però penso che se c'è tanto lavoro dietro un pezzo, chi poi riesce a riconoscere questo lavoro, a scavare, a riconoscere questi giochi di parole, queste finezze, si sente gratificato e si sente ancora più legato a quello che ho fatto. Magari una strada più lunga e più faticosa, però dopo tanto tempo che faccio questa roba penso di dover appunto questo a chi mi ascolta. Da un altro lato, cioè, uno adesso si immaginerà oddio sarà una cosa difficilissima, mi tocca tornare a scuola per capire questa. In realtà no, perché c'è anche comunque un grado di lettura dei pezzi anche base, cioè quello che Ci faccio. sono diversi livelli Sì, di lettura, no? quello- Quindi è accessibile a diversi tipi di pubblico. Assolutamente, il tuo poi disco. mi preoccupo sempre che sia tutto super musicale, che fili tutto liscio, che i beat suonino bene, quindi c'è comunque un essere presi bene a priori Yes. quando parte il pezzo. Poi le finezze sono per chi ha voglia di approfondire
Ecco, lo stai preparando live? Ecco, abbiamo visto come è nato, adesso come si svilupperà? Ci sarà un tour? Allora, intanto l'anteprima assoluta live ce l'abbiamo avuta qui voi, e quindi adesso basta, tutti a casa. Adesso lo metti nella prossima edizione del disco, primo live a doppia H, deve essere scritto sopra. Il tour inizia il 24 maggio. La prima data è a Brescia, se non sbaglio, poi per le altre vi rimando a social, a limitedstruggle.com, eccetera, eccetera. Faremo chiaramente degli in-store, anche per questi vi rimandiamo ai social e ai siti. Sì, la formula live sarà quella già sperimentata con Sciocca e Frank Siciliano, però sarà un live tutto nuovo, assolutamente nuovo, che stiamo costruendo ad hoc. Stiamo preparando un po' di figate e insomma, stupendo. Tipo, venite a vederci. Dal punto di vista visuale intendi figate? Anche e infatti comunque abbiamo Frank Siciliano che, oltre ad essere un mio fratello, un mio amico e comunque mio compagno sul palco, è anche un grandissimo videomaker, fortissimo, e quindi ci stiamo dando da fare per fare delle figate anche a livello di visual. E tra l'altro, visto che hai parlato di Frank Siciliano, vi avevamo visti non troppo tempo fa sul palco insieme per la Blue Struggle Nights di Milano, e dove abbiamo potuto veramente ritoccare con mano l'atmosfera che siete in grado di creare insieme sul palco. Stiamo sperimentando già da un po' questa fusione con Blue Nox, quindi a Limited Struggle più Blue Nox. Abbiamo una visione di intenti comune e poi spaccate. E poi spacchiamo. Allora, a me tocca tirare le fila o Urca, di già? Sì, perché quando poi si chiacchiera si perde un po' la cognizione del tempo. Veniamo alle domande che poi porteranno a salutarci, caro Mistaman. Allora, cosa ascolta Mistaman quando non ascolta hip hop oggi? Allora, diciamo che complice Spotify, YouTube, eccetera, è sempre più difficile ascoltare album interi. A parte gli artisti che abbiamo detto prima, appunto, della nuova scuola americana, mi piace andare a pescarmi roba vecchia tipo Blue Note, queste robe qua, appunto musica un po' da scomporre in testa, e comunque che mi tiene in moto il cervello. Poi invece spazio anche nell'elettronica, nella trap, nelle robe più ignoranti. Poi il reggae, vabbè, è un mio vecchio amore, quindi appena possibile cerco di aggiornarmi anche su quello. Diciamo sì che spazio abbastanza. Poi c'è un modo veramente diverso di fruire la musica al giorno d'oggi. Per dire, ecco, vado spesso su 22 Tracks, che è un sito curato da dei DJ. Ognuno mette 22 tracce del suo genere musicale. Ve lo consiglio. Infatti adesso poi me lo segni. 22 Tracks, scritto 22tracks.com. C'è anche l'applicazione per l'iPhone. No, vabbè, la svolta. E periodicamente viene aggiornato, e lì è un modo come un altro per farsi dei viaggi veri. Esatto, per farsi dei viaggi veri. Però diciamo che una cosa che mi sento di dire anche da artista, che mi aspetto che venga fatta anche per me, è che quando escono gli album vengano sentiti integralmente. Certo. Sono legato un po' a questa cosa vecchia, cioè quando esce un artista che mi piace io cerco di ascoltare l'album interamente e possibilmente anche più volte, perché appunto per il discorso di prima di approfondire eccetera, al primo ascolto non si può cogliere tutto e si fa anche fatica magari a cogliere l'essenza dell'album. Visto che hai parlato di ascolti, mi inserisco velocissimo, vedo che Teo mi fulmina con lo sguardo, ma con una domanda che riguarda invece i tuoi ascolti di rap italiano. C'è qualche disco uscito di recente che hai ascoltato particolarmente volentieri? Allora, io, a parte che ascolto tutto su Spotify in modalità incognito. Ah, grande. La roba italiana soprattutto, no, scherzi. Comunque, vabbè, dirò una banalità, giocando in casa, Johnny Marsiglia Big Joe, Fantastica Illusione, da quando l'ho messo in macchina in rotazione, quindi... Sai che me lo ha rubato un mio amico dalla macchina, un problema questo. Vabbè, mo c'ho il tuo, quindi rimediamo. Basta che non mi rubi pure questo, sarà un casino. Non portarlo più in macchina. Allora, adesso mi tocca veramente fare il cattivo della situazione, però... Non so se lo sai che noi chiudiamo le nostre interviste con passando un brano non hip hop suggerito da te. Sì, allora io vi dirò questo brano, Blind to You di Collibats.
visto che abbiamo parlato anche di reggae. È un brano che mi ha preso benissimo come atmosfera e comunque mi ha anche ispirato molto lui come artista e mi prende bene. Poi arriva l'estate, quindi primi soli, ci sta da paura. Dio. Grazie mille Mistman per essere stato nostro ospite, in bocca al lupo per quello che arriva, quindi live e quant'altro, e alla prossima carissimo. Quando volete. Ciao, grazie. Yeah, bella raga.